Bene, buongiorno a tutti, un saluto a chi è presente in sala, a chi ci sta seguendo in streaming. Un grazie sincero all'amico Piero Ruzzante che ha accolto l'invito di presentare qui a Palazzo Ferrofini la casa di tutti i veneti, oltre che il suo luogo di lavoro, la sua ultima fatica, appunto, L'acqua non ha memoria, storia salvata dal disastro del Vajont, per tipi della prestigiosa casa editrice Utet di Torino, la cui sezione saggistica raccoglie firme illustri e testi di indubbia importanza. Lo dico per sottolineare il valore di questo volume scritto da Piero Ruzzante con Antonio Martini, riprendendo così la collaborazione che li ha visti anche appunto sempre per Utet fare il volume dedicato agli ultimi giorni di vita di Enrico Berlinguer. Io non voglio sottrarvi tempo, mi limiterò solo ad una brevissima riflessione e una coincidenza che ha veramente troppe analogie tra l'iter e gli esiti del processo del Vajont con un altro caso drammatico, purtroppo dimenticato da molti. 100 anni or sono, il 1° dicembre del 1923, a causa del cedimento strutturale dell'appena ultimata diga del Gleno in Val di Sclave, nelle Alpi Orobie, 6 milioni di metri cubi d'acqua di fango detriti precipitarono dal bacino artificiale a circa 1500 metri di quota, dirigendosi poi verso il lago di Iseo, travolgendo borghi, contrade, paesi. I morti accertati furono circa 356, però il numero esatto ancora oggi non è stato stabilito. Il processo dimostrò che i lavori della diga di Gleno erano stati eseguiti in modo inadeguato, in economia, usando materiali poveri e inadatti, che il titolare della diga era stato il vero direttore dei lavori, nonostante non ne avesse le capacità, e che il progetto era stato cambiato più volte in corso d'opera senza le opportune verifiche e il controllo da parte del genio civile, che appunto era stato svolto in maniera approssimativa e superficiale. Secondo alcuni abitanti del luogo il disastro era prevedibile. Chi aveva lavorato nel cantiere della diga diffondeva la voce che il materiale usato non era adatto, era scarso e raccontava dell'imperizia dei lavori. Nel luglio del 1927 il tribunale condannò il titolare della diga, Virgilio Viganò, e il progettista, l'ingegner Sant'Angelo, a 3 anni e 4 mesi di reclusione più 7.500 lire di multa. La pena poi scontata a 2 anni di reclusione e revocata addirittura la multa. Quante analogie con il caso Vajont! Vi assicuro che a leggere la storia del disastro del Gleno si rabbrividisce nel constatare amaramente come certi meccanismi siano perfettamente sovrapponibili alla tragedia del 63. Del disastro del Gleno pochi hanno memoria perché, come spiega il titolo del saggio che presentiamo qui oggi, è vero, l'acqua non ha memoria. Nella critica della vittima di Daniele Giglioli leggiamo: non chi ricorda, ma chi non capisce il passato è condannato a ripeterlo. Ed ecco allora il valore dell'opera dell'amico Piero Ruzzante. L'invito a capire quanto è accaduto e le ingiustizie commesse. L'aver riscoperto o aver scoperto delle pagine di archivio appunto che non sono note ai più è una cosa importantissima. E l'invito a imboccare l'etica della responsabilità è il chiedere ad ogni cittadino di non smettere mai di indignarsi davanti all'ingiustizia. Nonostante in ogni aula del tribunale campeggi la scritta "la legge è uguale per tutti", che proclama l'uguaglianza formale e sostanziale tra i cittadini, enunciata dalla Costituzione nell'articolo 3, davanti a una tragedia come quella del Vajont o come nel caso delle banche popolari venete, vediamo come la legge non sia uguale per tutti. Non dobbiamo mai smettere di indignarci perché la democrazia rischia di essere travolta se lo Stato non garantisce la giustizia. Ho parlato fin troppo, ringrazio ancora i 2 autori perché appunto il loro lavoro non riapre una ferita ma mai rimarginata, casomai fa nuova luce su un capitolo troppo buio della nostra storia. La parola alla collega Erika Baldin che ha fortemente voluto questa giornata e poi sarà Piero Ruzzante a intrattenerci con i particolari del libro.
Prego Erika. Grazie Presidente, grazie a tutte e tutti per essere qui oggi. Vedo Arturo Lorenzoni seduto in prima fila, ma arriveranno anche altre consigliere e colleghi che adesso sono impegnate nella prima commissione. Ringrazio anche l'ufficio di Presidenza per aver organizzato questo importante evento e naturalmente l'ufficio stampa che ci segue. Sono molto lieta di introdurre Piero Ruzzante, che in vero non ha bisogno di presentazioni in quanto è stato qui almeno 2 legislature, ma altrettanto importante è la sua intensa attività di ricercatore che ha portato ad esempio alla realizzazione di questo saggio, L'acqua non ha memoria, storia salvata del disastro del Vajont, pubblicato 3 mesi fa dall'editrice Uttet. Lo scorso 9 ottobre anche la Regione del Veneto ha celebrato i 60 anni della tragedia che uccise 1910 persone. Lo ha fatto qui a Palazzo Ferrofini, ma soprattutto una seduta speciale a Longarone, il comune più colpito, dove la commozione di un intero paese ha potuto contare anche sulla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quanto accaduto la sera del 9 ottobre del 1963 e soprattutto poi le cause che sono state preventive e successive non è mai stato dimenticato, almeno da quando l'orazione teatrale del grande veneto Marco Paolini l'hanno riportato alla ribalta nazionale. Prima che la sciagura programmata accadesse erano pochissime e pochissimi coloro che ne parlavano per paventarla, subito additati come sciacalli. La giornalista Tina Merlin, ad esempio, che avrebbe preferito non avere ragione. In tale contesto l'opera di Piero Ruzzante aggiunge il metodo scientifico della ricerca, l'analisi delle fonti primarie, la portata delle testimonianze dirette, il peso della verità giudiziaria che ha sancito le responsabilità di tecnici e amministratori societari per omicidio colposo plurimo, disastro colposo di frana e inondazione, valutando anche il criterio aggravante della prevedibilità. Quindi qualcosa che sarebbe stato umanamente possibile evitare. Nel sottolineare l'importanza decisiva degli archivi e la necessità della loro valorizzazione, occorre considerare che come gli stessi atti delle inchieste relative al Vajont hanno rischiato e rischiano tuttora di abbandonare il luogo in cui erano stati conservati e per lungo tempo, quindi vicino al territorio colpito, ovvero rischiano di andare all'archivio di Stato dell'Aquila, la città dove ha avuto luogo il processo e dalla quale sono stati traslocati dopo il terremoto abruzzese del 2009. Per la causa della loro permanenza nella sede naturale di Belluno mi sono personalmente battuta in Consiglio regionale attraverso un'interrogazione alla Giunta regionale che ha risposto con l'intenzione di avviare un dialogo insieme alle istituzioni locali e statali al fine di trovare una soluzione che non mortifichi il territorio. Ed è stato perciò una grande soddisfazione ascoltare le parole dello stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella quando ha scandito come sia opportuno e doveroso che la documentazione processuale rimanga a Belluno. Il Capo dello Stato ha pronunciato più di un riferimento all'impegno della memoria da coltivare quale compito della Repubblica. Una memoria evocata anche nel titolo del volume di Piero Ruzzante, che non significa mera conoscenza del passato, ma soprattutto strumento per migliorare il futuro. Abitiamo un territorio dissestato dal punto di vista idrogeologico, dal consumo di suolo, flagellato da continui eventi catastrofici derivanti dal cambiamento climatico e pure sottoposto a decenni di politiche scellerate che distruggono l'ambiente aumentando l'insicurezza dei cittadini e della salute. Mi riferisco non solo al ripetersi delle tragedie mortali, quali quelle avvenute sulla Marmolada nell'estate del 2022 ad esempio, ma anche quelle derivanti da fatti del tutto antropici, come la recente decisione del governo Meloni di autorizzare nuove trivellazioni in Adriatico, in barba alla subsidenza suffragata da unanimi rilievi tecnici scientifici. Proprio quel giorno a Longarone il Presidente Zaia mi ribadì il suo impegno personale e di tutta la Giunta regionale nel contrastare efficacemente questi propositi di trivellazione nel nostro Veneto. Ora, visto che a Roma c'è stato il via libera
Evidentemente la coscienza del pericolo è trasversale e ha raggiunto il temuto livello d'allarme. Quello che, se fosse stato ascoltato prima del 63, avrebbe evitato la cancellazione di interi paesi montani dalla cartina geografica. Quello che oggi dobbiamo essere consapevoli di tenere alto per non incorrere negli stessi errori. Anche per questi motivi, quindi, ringrazio Piero Ruzzante per l'importante redazione del suo libro L'acqua in una memoria, storia salvata del disastro del Vajont, e gli cedo la parola. Beh, intanto grazie veramente, posso riferirmi in maniera di amicizia, di rapporto di amicizia, grazie a Roberto, grazie a Erika per queste parole, per questa presentazione. Ringrazio tutto l'ufficio di presidenza e la segreteria generale per l'organizzazione e la presentazione del libro che insieme ad Antonio Martini abbiamo scritto. Ringrazio anche in maniera non formale il Consiglio regionale per aver ricordato la tragedia del Vajont nel suo 60ennale. Con una seduta straordinaria, la chiamo straordinaria, in realtà è stata una vera e propria seduta ordinaria del Consiglio, però straordinaria per il luogo dove si è svolta, cioè a Longarone, e con la visita al cimitero di Fortogna e poi la visita. Non è un riferimento casuale quello a Piazza Fontana, poi vi spiegherò perché c'è un rapporto tra la vicenda del Vajont processuale e quella di Piazza Fontana. Confesso che sono un po' emozionato oggi, ho fatto decine di presentazioni in tutta Italia, però oggi è una cosa un po' particolare perché il mio lavoro di ricerca, questo non è un instant book perché sono 60 anni dal Vajont, è stato un lavoro di ricerca di 4 anni e mezzo. Quindi tornando indietro con l'orologio capite perfettamente che la prima parte del lavoro l'ho fatta mentre sedevo tra i banchi di questo Consiglio regionale e utilizzavo le pause, talvolta anche molto lunghe, del Consiglio regionale e scappavo a pochi metri da qui alla sede dell'Ateneo Veneto, che è vicinissimo, è di fronte al teatro di Venezia, e dove ci sono ben 61 faldoni. Ho scoperto in maniera del tutto casuale che esistevano 61 faldoni depositati dallo studio dell'avvocato Alessandro Blas. Lui era morto da alcuni anni, ma l'avvocato che aveva proseguito il suo studio, l'avvocato Mario Vianello, che ho intervistato a 91 anni, è stato assessore della giunta del comune di Venezia, ha consegnato tutti i faldoni dello studio dell'avvocato Alessandro Blas. Il cognome vi dovrebbe dire qualcosa in due sensi, in due direzioni, sia perché è il papà del regista Tinto, sia perché è il figlio del pittore Italico Brass, di cui ho visto c'è una mostra proprio a Venezia. È stato anche vicepodestà in epoca fascista di Venezia, ma per me, dal punto di vista storico, è stato l'avvocato più importante che ha difeso la Sade e ha difeso in particolar modo Nino Alberico Biadene, che lo ricordo già, tanto non svelo niente, è storia, è l'unico che è finito in carcere per la vicenda del Vajont dalla parte della Sade. C'è poi una seconda persona che finisce in carcere, ma non era dalla parte della Sade. Quindi L'acqua in una memoria è scritta come un romanzo, cioè lo si può leggere anche come un romanzo, almeno anche qualcuno che lo ha letto mi ha confessato che lo ha letto come un romanzo, nel senso che fai fatica a staccarti dal libro. Ma non è un romanzo, cioè non c'è una parola dentro questo libro che non è stata scritta se non all'interno di lavoro di ricerca storica documentata e anche con le note che sono poste alla fine per non impedire appunto una lettura più rapida e più veloce, ma ci sono tutte le note di dove io ho trovato la documentazione di queste carte di archivio. E ho inseguito anche la storia delle carte dell'archivio del Vajont, che è una storia speciale, particolare, di cui anche questo Consiglio regionale si è più volte occupato. Quelle carte sono finite all'Aquila. Perché sono finite all'Aquila? Perché c'è stato lo spostamento del processo per legittima suspicione e questo lo connette al processo
della strage di Piazza Fontana. Anche il processo di Piazza Fontana non si è svolto a Milano, è stato spostato a Catanzaro. È una norma che prevede che qualora il territorio incida troppo nei confronti di chi deve svolgere il lavoro processuale, si pensa che lo spostamento della sede processuale consenta un'analisi più obiettiva. Non è il caso di Piazza Fontana e secondo me non era il caso neanche del Vajont, non c'era nessuna forma di pressione nei confronti, non è stata esercitata, la storia non ci consegna nessun elemento che lascia intendere che era stata fatta una pressione indebita nei confronti di chi doveva giudicare. Le carte hanno seguito il processo, quindi le carte della prima indagine, della prima inchiesta condotta dal giudice Mario Fabbri, che sono state fatte a Belluno, quindi con gli interrogatori nei confronti dei testimoni oculari della vicenda del Vajont, hanno seguito il processo, quindi sono finite all'Aquila. All'Aquila, il 6 aprile del 2009, c'è stato il terremoto e quelle carte sono state sommerse nel Palazzo di Giustizia. Se fossero rimaste lì non le avremmo più ritrovate. Per fortuna un ricercatore veneto, il professor Reberschak, aveva chiesto di poter fare un lavoro di ricerca su quelle carte e casualmente pochi mesi prima erano state spostate presso l'Archivio di Stato, quindi erano state messe in dei contenitori metallici e per questo si sono salvate. Ecco perché la storia salvata perché quelle voci, quelle carte, quella documentazione sulla quale io ho fatto la ricerca e ho riportato in vita, la cosa che ambivo di più era riportare in vita le voci del popolo del Vajont, e credo di esserci parzialmente riuscito andandomi a leggere più di 1000 testimonianze. Quelle voci si sono salvate perché all'Aquila non sono finite sepolte, quindi sono ingiallite, sono anche impolverate, ma si sono salvate. E ironia della storia, ma la storia non è ironica, pensa che bisogna restituire qualcosa a un territorio, quelle carte, dopo il terremoto dell'Aquila, nel quale tra l'altro mi piace ricordarla qui, è morta Giovanna Lippi, l'archivista che aveva preso per prima in mano le carte lì all'Aquila del Vajont, quelle carte sono state restituite a questo territorio perché dall'Aquila sono ritornate all'Archivio di Stato di Belluno. Abbiamo fatto una battaglia anche in questo Consiglio regionale, abbiamo votato all'unanimità delle mozioni, è stata fatta un'interrogazione, è stato ribadito nel Consiglio regionale a Longarone nella mozione una richiesta che quelle carte restino definitivamente legate a questo territorio, perché appartengono a questo territorio, appartengono alla storia del Veneto, appartengono alla storia di Erto e Casso, appartengono alla storia di Longarone e di Castellavazzo. Ed è giusto che quelle voci che sono contenute dentro quelle carte d'archivio che io ho potuto leggere attentamente restino legate a questo territorio. E il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel sessantennale ha detto esattamente questo. Ha detto che quelle carte e quella memoria deve restare ancorata a questo territorio. Oltretutto quelle carte sono diventate patrimonio dell'umanità e patrimonio dell'UNESCO e sono entrate nell'archivio Memorie del Mondo. Tanto per dare degli elementi di riferimento, fanno parte dell'archivio Memorie del Mondo l'archivio di Nelson Mandela e l'archivio dei desaparecidos, per dare l'idea di quanto importanti sono considerate. Vi faccio solo 2 considerazioni perché non voglio abusare del tempo. So che sono tempi sempre molto stretti in questo palazzo. La prima considerazione sul titolo, l'acqua non ha memoria. Ve la faccio breve. L'acqua non conserva memoria degli oggetti e delle persone. Se tu vai a Erto e Casso vedi stampata sulla roccia quello che è successo. Vedi stampata sulla roccia la famosa M, come la definisce Marco Paolini, M come Müller, il primo che aveva scoperto la frana, l'esistenza di una possibile frana enorme, quella roccia stampa ancora oggi quello che è successo quella notte del 9 ottobre 1963, quando alle
22:38 in realtà, perché tutti i sismografi hanno registrato alle 22:38 il movimento, perché prima la frana si è staccata all'interno e poi è caduta esternamente, quindi in realtà il movimento tellurico viene registrato alle 22:38, un minuto prima di quello che solitamente si legge su quasi tutte le documentazioni. Quella roccia mantiene la memoria. Tu cammini quando sei alla diga su una roccia che è impastata anche dei corpi delle persone che non sono mai stati ritrovati, quindi quello per loro è un territorio sacro, ha una sacralità quel terreno. Tantissime persone non sono state ritrovate, quelle che stavano nella parte alta e quelle che sono state colpite da una onda d'urto d'aria, perché l'acqua è salita di 250 metri ed è scesa nella valle del Vajont con la potenza di 2 bombe atomiche di Hiroshima, e quindi alcuni corpi si sono frantumati e sono stati ritrovati solo dei brandelli, dei resti fino a Caorle, nell'Adriatico. Questo è quello che è successo il 9 ottobre, ma l'acqua non ha conservato questa memoria. L'acqua non ha memoria, è l'uomo che deve avere la memoria. E ho tratto questo titolo da una frase di uno scrittore spagnolo, Ramón Gómez de la Serna, un drammaturgo, scrittore spagnolo, inventore di un genere letterario. Questo genere letterario si chiama gregerias. Sono brevi frasi tra metafore e l'umorismo. La sua frase era questa: l'acqua non ha memoria, per questo è così limpida. Io vi ho messo solo la prima parte, la seconda è il libro. L'acqua non ha nessuna colpa. Il 9 ottobre del 63, non è colpa dell'acqua se si trovava in quantità così voluminose in quel bacino. L'acqua non è un fattore di morte, è un fattore di morte se l'uomo la colloca in un luogo dove c'era un'antica frana preistorica. L'acqua è un fattore di morte se l'uomo non fa i canali, l'acqua è un fattore di morte se l'uomo non si pone il problema, per esempio, dell'innalzamento delle temperature. Non è stata la vicenda del Vajont colpa della natura matrigna. Come ho dimostrato nel libro, 3 anni prima sapevano esattamente tutto. Sapevano esattamente tutto quello che succedeva. C'era stata una frana il 4 novembre del 1960, piccolissima, 800.000 metri cubi. La frana del Vajont è di 250 milioni di metri cubi. Quella frana di 800.000 metri cubi aveva alzato solo un'ondina di 4 metri. Però a seguito di quella prima frana hanno fatto degli studi e sapevano esattamente tutto. E sapevano talmente tutto che hanno incaricato l'Università di Padova di calcolare che cosa sarebbe successo se quella frana fosse venuta giù. E l'Università di Padova ha fatto un modellino a 9 di Vittorio Veneto, ha fatto uno studio, il professor Ghetti. Questo studio è stato tenuto segreto e aveva detto alcune cose, aveva detto soprattutto che bisognava proseguire lo studio verso Longarone, perché non si sapeva bene gli effetti che avrebbe causato su Longarone. Questo studio è rimasto segreto, la SADE non ne ha mai parlato con nessuno, è stato portato fuori da Lorenzo Rizzato, che è una figura di cui io parlo abbondantemente nel mio libro, perché è una figura importante, perché è quello che dimostra carte alla mano, dopo il 9 di ottobre, che sapevano esattamente tutto. E Lorenzo Rizzato sarà la seconda persona che va a finire in carcere sulla vicenda del Vajont, perché viene incarcerato perché ha trafugato e portato fuori, dato le fotocopie all'onorevole Franco Busetto, che le ha portate in Parlamento, le ha consegnate al governo, le ha consegnate al magistrato, queste carte, questa documentazione, che dimostravano che nel 1960-1961 sapevano esattamente il rischio verso il quale andavano incontro. Questa è la vera storia del Vajont. Quindi non è stata colpa dell'acqua, l'acqua è ancora un sinonimo di vita. Quando andiamo in giro per l'universo cerchiamo l'acqua come primo fattore di vita e non è stata colpa della natura matrigna. Pensate che persino un autore bellunese importante come Dino Buzzati sul Corriere della Sera in quei giorni aveva scritto un editoriale nel quale aveva detto: un sasso è caduto dentro un bicchiere colmo d'acqua, da quel bicchiere fuoriuscita dell'acqua è caduta sulla tovaglia, su quella tovaglia ci stavano 1910 persone e questo è quello che è successo in una parola al Vajont. Non è quello che è successo al Vajont, perché sapevano tutto.
non è stato, come ha scritto il 12 di ottobre il Gazzettino, ha titolato "Il terremoto forse la causa della frana del Monte Toc". Il terremoto è stata la conseguenza, cioè il fatto che 2,5 milioni di metri cubi di roccia sono scesi in quella vallata hanno generato un terremoto, non la causa della frana, la conseguenza della frana. E quindi questa è, in una parola, la storia del Vajont causato dalla sete di profitto e da una scienza asservita ai poteri forti. Noi abbiamo un articolo della Costituzione straordinario, l'articolo 33, che dice: l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Io nella ricerca che ho fatto, e non vi dico altro, leggete il libro se non mi credete, dimostro che purtroppo nella vicenda del Vajont, anche dopo il 9 di ottobre, la scienza è stata asservita ai poteri forti e al soldo e non è stata in grado di esprimere fino in fondo un giudizio su quello che succedeva. La seconda e ultima cosa di cui vi voglio parlare, vi faccio solo un cenno, è quella delle voci che io ho raccolto dal Vajont. Vi faccio sono decine di testimonianze, ve ne cito solo due. Giuseppina De Ness era a Longarone, alle 22:39 sparisce la luce, sta spegnendo la luce per andare a letto. Nella casa si trovano la mamma, il papà e i 2 figli. Sta per spegnere la luce e sente il terremoto, perché la prima cosa che sentono in tutta la vallata è il terremoto. Poi arriva il vento, poi arriva vedono in lontananza come una nube, è la nube d'acqua, poi sentono puzza di marcio, poi arriva l'acqua, i sassi, il fango e tutto quello che ne consegue. Giuseppina la prima cosa che fa appena spenta la luce, sente il terremoto, corre e fa quello che farebbe qualsiasi mamma del mondo, va dai suoi 2 figli. Roberta ha 12 anni, Riccardo ha 11 anni, li prende e li avvinghia a sé, li tiene stretti, 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 perché ha capito quello che potrebbe succedere, ignora il padre e la madre perché pensa che siano in grado in qualche modo di salvarsi da soli. Giuseppina verrà ritrovata al campo sportivo di Longarone appesa a un ramo di un pino e non sa neanche lei come ha fatto a salvarsi, semplicemente perché è rimasta incastrata su questi rami del pino. Verrà ritrovata la madre ai piedi di quel pino, la figlia Roberta verrà trovata a casa, quindi non si è mossa da dove era, morta ovviamente, anche la mamma morta perché è rimasta sotto l'acqua, mentre lei è rimasta nella parte alta del pino. Riccardo è stato trovato a una ventina di chilometri da lì, a Belluno. Il padre è stato ritrovato a 43 chilometri a sud, a Trichiana. Erano tutti nello stesso identico punto quando è arrivata l'onda del Vajont. La seconda storia è una storia che ha un lato positivo e un lato negativo. È quella di Giobatta Dedea, era un operaio, aveva 48 anni, era un operaio della Faesite, era un'azienda che era in fondo a Longarone. Questo operaio alle 18, siccome aveva il turno notturno, si trovava, del 9 di ottobre, si trovava ancora su al lago. Che cosa faceva al lago? Quello che fanno tutti gli appassionati di pesca su un lago. Pescava, stava bellamente pescando. Il 9 ottobre non è un giorno proprio normale, lo sapevano che stava succedendo qualcosa, c'erano i tecnici di quasi tutte le dighe attorno su al Vajont e moriranno quella notte. C'era un faro che illuminava la frana da quel giorno, non da prima. Biadene aveva scritto, che era il responsabile massimo della diga del Vajont, aveva scritto a Mario Pancini, che si trovava a New York, una lettera. L'aveva scritta l'8 di ottobre, dicendogli: guarda che sta venendo giù tutto, quindi devi tornare a casa, perché è sceso di 40 centimetri. Il giorno dopo, la mattina, aggiunge a penna: guarda che altri ulteriori 30-40 centimetri viene giù.
che Dio ce la mandi buona, finiva la sua lettera. E quindi il 9 di ottobre non era proprio un giorno normale, istituiscono 2 posti di blocco, con 2 carabinieri giù a Dogna, tra Dogna e Provagna, nella parte bassa per impedire che andassero su al Vajont le macchine, e 2 operai 2 carabinieri vanno giù e 2 operai vengono messi tra Erto e Casso. Saranno gli unici 2 operai che si salveranno, insieme a un altro che era andato su a Casso, e gli unici 2 carabinieri che si salveranno, quelli che hanno istituito il posto di blocco. Perché istituire un posto di blocco proprio il 9 di ottobre? Era nelle cose che stava venendo giù tutto, gli alberi si inclinavano, ed è esattamente quello che vede Giobatta Dedea. Mentre pesca vede il faro illuminato, vede gli alberi che si inclinano, i pali della luce che iniziano a inclinarsi, il terreno nel quale era passato un minuto prima aveva una frattura di 1/2 metro, di 1 metro. Quindi capisce esattamente, lui che era operaio della Faesite, capisce esattamente quello che sta accadendo. Torna a casa, va da Maria Tezza, sua moglie, e gli dice: cara Maria, sai cosa ti dico? Stasera tu, da qui, loro vivevano a Pirago, vai a dormire a Forno di Zoldo, dai tuoi genitori, la parte alta. A Pirago resta in piedi solo il campanile. Una signora denuncia il fatto che Maria Tesa si è salvata. Dice: ma come ha fatto a salvarsi? La sua casa non c'è più. Quindi io trovo la denuncia ai carabinieri di questo fatto, perché poi nelle follie di questi momenti succede anche questo. E quindi Giobatta Dedea, che si è salvato perché è andato a fare il turno notturno alla Faesite, è stata sommersa da 4 metri d'acqua e fango, ma era sufficientemente in fondo, quindi ha sentito prima, gli operai si sono salvati tutti, sono morti tutti quelli della cartiera di Codissago, mentre quelli della Faesite di Longarone si sono salvati tutti. E Giobatta ha dovuto spiegare questa cosa, e Maria Tesa crede alle parole del marito. Alle 22:30 secondo una testimonianza che ho ritrovato, alle 20:30 secondo un'altra, ma fa poco differenza, si incammina con un quarto di luna. Non è vero che c'era la luna piena, anche di questo si è detto che c'era la luna piena beffarda, in realtà basta andare sul sito della NASA e verificare, quella notte c'era un quarto di luna. Si è incamminata a piedi verso Forno di Zoldo qualche minuto prima e verso la salvezza. Il figlio Luciano aveva 22 anni, stava a Longarone. Il papà Giobatta gli aveva fatto chiamare Maria a un telefono di un bar, perché all'epoca non esistevano i telefoni in casa. Ha fatto chiamare a un telefono a un bar e dirgli: guarda che viene giù tutto. Luciano non ha creduto alle parole del padre e quella notte è morto a Longarone. Il corpo, per fortuna, è stato ritrovato. E concludo sull'unica testimonianza che, oltre a leggerla, anzi non l'ho potuta leggere, l'ho vista. L'ho vista perché c'è una testimonianza fatta e realizzata attraverso un filmato. Il filmato si chiama Vajont Natale 63, è fatto da Luigi Di Gianni. Per noi storici è una persona importante, un antropologo, uno storico, una persona che ha fatto molti lavori a video. Questo video si apre anche con le parole di Tina Merlin. Si vede Tina Merlin su al Vajont. Tina Merlin è la giornalista dell'Unità che aveva scritto con larghissimo anticipo il rischio di questa frana. Fra l'altro aveva sicuramente una fonte interna alla SADE. Io cerco di capire chi è in questo libro attraverso testimonianze. E Tina Merlin in questo filmato è di fronte alla frana del TOC tra Erto e Casso. E a un certo punto racconta questo episodio. Racconta che quando andava su tra gli Artani e i Cassani aveva una signora, la signora Marietta, che a un certo punto durante un'assemblea aveva detto: questi dea Sade ise peso dei tedeschi, perché era stato occupato dai tedeschi quel territorio di Erto e Casso. E quindi savio cosa che fasso? Ciapo, scioppo e i copo tutti. Racconta esattamente così la Tina Merlin. E Tina evidentemente durante l'assemblea aveva spiegato alla signora Marietta
che si potevano usare altri mezzi, c'erano degli avvocati per difendere i diritti dei valligiani. E in questo filmato di Luigi Di Gianni dice: ho sbagliato con la signora Marietta perché avrei dovuto lasciarle ciappare a scioppo, perché sarebbe in prigione, ma sarebbe viva, perché la signora Marietta il 9 di ottobre è morta travolta dalla frana e dall'acqua del lago del Vajont. Ma la testimonianza con la quale ho aperto questo libro è la testimonianza diretta di una persona. Non so neanche il nome, non c'era scritto nel filmato il nome, né sono andato a fare la ricerca di questo nome, non mi interessava quello che lei ha detto. Ed è una testimonianza incredibile, l'ho trovata anche in internet, tranquillamente, su YouTube, questo filmato Vajont Natale 63. Questa signora non parla guardando, è la negazione della comunicazione, come se io adesso a quelli che sono in internet parlassi più o meno così. Ed è la negazione della comunicazione, cioè guarda altrove. È arrivata col suo badile perché aveva nevicato a Fortogna, la ripresa è al cimitero di Fortogna, l'unico luogo dove i longaronesi possono ricordare il Natale del 63, perché non c'è più niente a Longarone, non c'è una piazza, non c'è la chiesa, non c'è nulla che è rimasto in piedi e nulla che può essere. E quindi hanno messo un albero di Natale al cimitero di Fortogna, che non era quello di oggi, quello monumentale, era il vecchio cimitero, quello che forse, secondo me, questo è il mio giudizio, apparteneva di più ai longaronesi di quello di oggi, cioè nel senso che ognuno ci aveva messo del suo, delle frasi, delle cose in quel cimitero. E si vede questa signora che spazza con il badile la neve che era caduta nella notte. E a un certo punto inizia a dire queste cose. È il riassunto perfetto e preciso, tanto che l'ho messo come esergo del mio libro, di tutta la vicenda del Vajont. Go perso 4 fioi e il piccio de 3 anni. Se ga salvà par caso queo de 10 anni. Miso de Fortogna, iori gera de Longaron. I sapeva che veniva sta sciagura. I prevedeva nel mese de novembre. Ma a novembre i gera già tutti sottoterra. Le case poteva prendersele pure, ma la gente. Salvare le anime, perché le anime se importanti, non la dica, perché i ciapa miliardi, perché a noi altri non conta i miliardi, ma conta la vita e basta. Grazie. Grazie Piero, è stata un'emozione anche sentirti e devo dire che bisogna assolutamente comprare questo libro, comprarlo perché bisogna leggere quello che effettivamente è stato, è bello e interessante anche leggere delle testimonianze dirette che ci ha riportato Piero nell'ultima parte della sua presentazione. Ringrazio Andrea Zanoni che è qui, che ci ha raggiunto e rinnovo l'invito veramente a leggere un libro che ha un'importanza storica di primo piano perché ha seguito un metodo scientifico e insomma come vi ha spiegato Piero andandosi a leggere le carte dei processi, le varie interlocuzioni che ha avuto, quindi è di un'importanza straordinaria e bisogna tramandarne il ricordo. Tramandarne il ricordo che vuol dire anche essere un monito perché queste cose non si ripetano e imparare anche che la natura, se viene gestita male dall'uomo, provoca disastri immani. Un messaggio che è sicuramente attuale anche oggi. Grazie.